quando si dice splendere alla luna, dimenticandosi cosa succeda quando questa spunta a mare chiaro. Seppur dalle nostre parti detti popolari tipici applicati sotto la linea Gustav non siano di moda, la realtà porta indicazioni chiare e precise in merito all'andamento economico. La luna crescente dovrebbe servire a far conoscere e incrementare la voglia di divertimento, ma se questa non viene pubblicizzata nel modo e nei tempi giusti, la frittata si materializza peggio della maledizione di Montezuma. Cormons ogni tanto commette qualche stecca, come sempre nelle migliori famiglie, non tutto fila nel verso giusto. Si dice che la finale del concomitante torneo di calcio Marino Bigot, giunto alla sua 31esima edizione, attira meglio delle sirene di Ulisse, appassionati e non, il resto lascia pensare. Chi non fa non sbaglia mai, ma ultimamente da queste parti i granchi si prendono meglio che a grado. Massimiliano d'Asburgo, quando passò lo Iudrio ponendo le radici storiche mitteleuropee, non disse alea icta est, ma da bravo navigato politico capì già all'epoca cosa avrebbe portato l'italianizzazione di queste terre. Dispiace dirlo, rape si seminano e rape si raccolgono. Caro sindaco Patat, nel nome dell'amicizia che ci lega, le dico da semplice cronista di provincia, fare cultura con la K non paga, non resta che dire to be continued.